Marsala. Što bi bio u Hrvatskoj prošek. Mettiamo una latta di uva. To je marmelada od grožđa. Questa è uva vera, è fatta in casa. To je domaća marmelada. La mia mamma. Što njena mama radi baš za ovaj moliški kolač. Marmelata di fichi. Marmelada od smokava. Marmelata di Od pesche. breskve. Un po' di marmellata di ciliegie. I marmelada od Ok. Allora, adesso questo qua deve bollire. Deve cucinare. Mettiamo un cucchiaino di questo. Ovo je maračina kora. Sì, seccata e poi Osušena. un po' di cannella, Malo cimeta. le mandorle, Bademi. un po' di noci pure, Ovo su orasi soljeveni. un po' di anice, Malo aniža. Paraspina. il caffè. Malo kave. Adesso questa qui deve bollire. Ovo sad treba doći do vrenja. Quando bolle, quando ha finito di bollire, decidiamo quanto pan grattato mettere. Kad Una mollica di pane. do vrenja, onda se dodaje Allora, zrnice od kruha i Secondo- vidjet ćemo koliko ih treba da bude točno gustoća. più mandorle e noci mettete, più è costoso. Što se više badema i Ma ovoga zucchero stavi, ne va. naročito No, zucchero ne va. više košta kolač. Zato su oni koristili Esatto, quindi siccome kruh. adesso dobbiamo dargli adesso la facciamo bollire, quando bolle ci dobbiamo dare un po' di consistenza, che sono questa qui liquida, no? Allora quando bolle ci mettiamo la mollica di pane a seconda di quando la vogliamo densa. Allora se si può fare anche senza mollica di pane, però Možete i bez costa kruha, assai. ali onda preskup kolač. Ci si può mettere il cioccolato, il cacao. Može se staviti čokolada Qualsiasi i cosa kakao. uno vuole. Prima mettevano di più queste cose qua Prije su perché stavljali više ove stvari, jer nije bilo puno čokolade. allora se metti le marmellate chiare diventa chiaro, se metti le marmellate scure diventa scuro. Staviš svijetle marmelade, biti će svijetlo punjenja, stavite tamne marmelade, biti će tamno punjenje. Znači praktički kuha se nekih 10 minuta. Sad ćemo pustiti da se ohladi i treba će nam neki sat, 2 vremena i onda ćemo početi raditi moliški kolač. Sad ćemo raditi smjesu za raditi kolače. 1 chilo di farina, 1 kg brašna. Napravimo unutra prostor gdje ćemo staviti jaje. poi un bicchiere d'olio, un bicchiere di vino bianco, Čaša ulja, Čaša ulja. maslinovog, čaša bijelog vina, un bicchierino di mala anice, čašica aniža, 3 3 uova jaja e 3 i 3 cucchiai di zucchero. žlice šećera. 3 jaja. 3 žlice šećera. Vino. Vino, Liker anice, od aniža i ulje. Sad to trebamo sve izmjeti. Sad možemo već staviti na grlenu površinu. Mislim, to ne rekla, ali trebalo bi bar pola sata ostaviti da odmori tijesto. Preko ljeta je bolje u frižider, preko zime van. a u ljubav vjere nema, a u ljubav vjere nema.